Antonio Zanchin del Partito dei Veneti. Buonasera a tutti. Mister Zanchin? Sì, no, io viviamo su un altro mondo perché mica vivo un paese piccolo e con termini della uscita. No, vedo tutto sto casino. Cioè, quando incontro le persone, se parla due parole e poi si tira via. Il traffico minoritario che c'è adesso, sì, perché prima si portava su e giù i bambini a scuola e adesso non c'è più quel traffico là, capito? Ma non è che se sia a casa da lavorare, se manca i cinesi che siano ai bar, e verso i bar italiani meglio, capito? Non è che venga a mancare il lavoro, questo è il problema. Cioè, se succede sta roba qua, Arnaldi non è che va mai del tutto, mi capisco che è la città d'arte che soffrirà, perché dall'estero non vengono più persone e là c'è da intervenire sicuramente, perché bisogna intervenire, ma i nostri lavori, i piccoli lavoratori lavorano tutti quanti a pieno, io non ho visto gente a casa che va a cercare lavoro, no che da sé, perciò siamo di discutere del nulla. No, il problema è che sta roba qua che si viene avanti, si sta creando un panico, secondo me, senza motivo, perché se noi andiamo a guardare e vorrei qua essere supportata dal tecnico, se noi vediamo gli anni scorsi con le nostre influenze normali, diciamo, così, quanti morti c'è che c'era per cui che aveva un'età, diciamo così, da oltre i 75 anni, 80, andiamo a guardare quanti che sono morti e quanti, diciamo così, che sono morti adesso, no, devo vedere queste robe qua. Era sto allarmismo che sta fatto, no? Che mi aveva comportato che adesso uno Stato non proprio all'avanguardia come la Grecia si permetta di dire di avere analisi sul parmigiano reggiano che magari è vecchio da 36 mesi, cioè è una roba assurda. Ecco, questo è robe che non viene spiegata al popolo, ma il popolo adesso mangia italiano così, se torna ad andare dentro le botteghe e mangiare roba nostra. E noi produciamo meglio, questo è il problema. Cioè, se la nostra roba dice che dobbiamo mangiare roba fuori, cinese o altre robe perché costava meno, se puoi fare la stessa roba, se mangia meno, se compra roba che costa qualcosa di più e se mangia qualcosa meno, stiamo più in linea, vaso anche, diciamo così, da un po' a paccetta e stiamo tutti quanti bene, capito? C'è sti allarmismi del tubo che fa i politici. No, meriterebbe proprio che ci passa lui un po' di corona. Zanchin, il Veneto non si ferma, mangiamo i nostri prodotti italiani, stagionali. Ma stasera sei un'ora che sono qua e vi sento parlare di robe, diciamo così, economicamente perché noi esiste, che se Dio perde, sono gli alberghi. E i centri ho capito, ma va bene, boh, vuol dire che invece andare in Slovenia a fare la vacanza daremo qua in Italia daremo a Jesolo, daremo a Cavre, daremo come l'estero però che è il problema che non vengono va bene, no, sai che in Veneto si è sempre risolto tutto. Il problema è che noi siamo ospiti in un paese che non è il nostro. Mi dispiace tanto dirlo, e qua è una gran colpa abbiamo i politici negli ultimi 30 anni che ha fatto ingannare i veneti in maniera totale, perché 800 quanti giorni, dottore? 859 giorni dal che abbiamo fatto spendere illudendo i veneti 14 milioni di euro. Come illudendo i veneti? Illudendo i veneti, scusa, illudendo i veneti, perché non vi porta a casa niente, perché il vostro paronsin Longobardo, Zanchin, no, Longobardo, vega svenduo. Così ti sia autorevole, la sua descarga. Scusa Ciambetti, te parlavi poco con degli bisogni, adesso te parli tanto. Sì, ti hai fatto la scuola alta, ma no, con te eri giovane te parlavi poco. Dai. E forse era meglio. Dai. No, che ti conosco da tanti anni, perciò, ecco bene, adesso ti sei reso conto di chi so. No, prima, perché non neanche salutare, ma comunque sì, non importa niente. Sei un cantone? No, sono un cantone, mi sono sempre di vista, è all'aria aperta. E voi avete questo qua, ma purtroppo avete svenduto il Veneto, lo avete svenduto per dare su un partito del Menga. Zanchin, senti qua un attimo. E i Veneti stavolta, una famiglia veneta, stavolta se la gente ha il voto, se sta perché qualcuno va a votare in Consiglio regionale, se da difendalo,
Chi Zena ha ha difeso difeso? in Corte Costituzionale Chi ha e difeso? che porta al voto 2 Non milioni avevi e 400 difeso mila niente, venete. si qua che domandai a carità ogni volta. Zanchini, se questo è il leitmotiv del partito dei Veneti, il partito dei Veneti, il partito dei Veneti è un partito che come la Repubblica Veneta dialogava col mondo, dialoghiamo con tutti. Guarda, però non c'è mai stato, guardiamo i nostri, non solo il Veneto finora, fin adesso noi che abbiamo una famiglia solo veneta, stavolta se presentiamo e vediamo cosa che fai. Antonio Zanchini, prego. Grazie direttore. Allora, mi parlo la lingua madre perché riesco a esprimere meglio i concetti che dico. Posso parlare anche in lingua straniera, ma non è per ignoranza, però meglio che parli in lingua normale. Dico sempre la verità. E ora, noi in Veneto che abbiamo chiuso circa 30 ospedali, vuol dire circa 90.000 posti di degenza portati via. Penso che dovremmo avere un surplus di infermieri, dottori negli ospedali. Non si riesce a capire perché la mancanza. I soldi che abbiamo risparmiato in Veneto, dove sono andati a finire? Chiedetevi queste cose qua. Nel frattempo sono aumentate le case di riposo, ma a pagamento, perciò questa spesa in più caricata sulle famiglie venete, dobbiamo chiederci perché che manovra c'è sotto. E allora, quando i politici ragionano a livello nazionale è perché loro stanno portando a casa la loro pagnotta e la devono portare a casa specialmente intera e bianca e non bruciata. Adesso devo parlare anche in italiano. Perché qua comincia a mancare la farina, capito? E questi qua cercano di portarla da tante parti. Bene, e allora capimo tutto quanto, ho pochi momenti, però la famiglia veneta che è nata in questi giorni e che verrà presentata in settimana col presidente Guadagnini, spero venga premiata da tutti quelli che hanno votato per l'autonomia, perché in questa maniera qua vedrete come cambierà le cose in Veneto, cambieranno. Io non vi prometto cose eclatanti, ma vi prometto che noi lavoreremo solo ed esclusivamente per il Veneto. Viva Antonio Zanchini, Partito dei Veneti. Non si può fare da manco Partito dei Veneti.